L'assessore all'energia, acqua e rifiuti Roberto Di Mauro lascia: predispongo gli ultimi atti che possano permettere al mio successore di lavorare agevolmente e mi dimetto. La dichiarazione alla stampa palermitana. Contratto di illuminazione scaduto, molte strade al buio, a rischio sicurezza e incolumità dei cittadini, e il movimento Mani Libere a tutela di Villa del Sole. Nuovo coordinatore cittadino Empedoclino Todaro di Fratelli d'Italia ai nostri microfoni illustra il suo impegno per la cittadina marinara. E la città di Licata si rifà il look, l'intervista al sindaco. Serata memorabile ieri al Palaforum, straordinario successo di pubblico imprenditoriale del patron Enzo Bellavia. Presentato il libro di Gabriella Costantino, Agrigento Insolita, e grande successo a Siculiana per il contest Vacanze ad €1. Joaquín Correa, l'attaccante dell'Inter, in vacanza nell'Agrigentino. Bentrovati dalla nostra redazione. Apriamo con la politica, una notizia che era nell'aria, poi è stata smentita, adesso ritorna. Pare che questa volta l'assessore regionale agrigentino Roberto Di Mauro possa veramente lasciare. Si dimetterà prossimamente, dice, non appena avrà definito la pubblicazione di bandi e organizzato gli incartamenti da passare al suo successore. Una dichiarazione che ha rilasciato alla stampa palermitana, che lascia tra l'altro intendere amarezze, difficoltà operative, oltre che qualche possibile frizione anche con Schifani. In questo servizio c'è tutto quello che ha detto. Sistemo tutti gli incartamenti necessari a chi mi seguirà e mi dimetto. Sono le parole dell'agrigentino Roberto Di Mauro, assessore all'energia, acqua, rifiuti, rilasciate nel corso di un'intervista alla stampa palermitana. Quasi 250 unità lavorative in meno del necessario e solo 4 funzionari per fare il lavoro che dovrebbero fare in 50, dice. E come se non bastasse, nessuno vuole venire a lavorare in questi dipartimenti complessi dove si gestiscono i servizi di pubblica utilità per i siciliani. Persino i vincitori di concorso sono pronti a rinunciare al posto di lavoro piuttosto che essere assegnati all'assessorato regionale all'energia, l'acqua e i rifiuti. È netta e chiara la dichiarazione di Di Mauro. Ho fatto tutto quello che potevo, mi sono impegnato al 100%, come continuerò a fare fino alla fine, come ho sempre fatto in tutta la mia attività, ma è giusto che qualcun altro occupi adesso un assessorato impegnativo che non lascia respiro neanche nei weekend. Questo avviene, dice Di Mauro, perché purtroppo il problema dell'acqua, del servizio pubblico e delle dighe non finisce mai. C'è un tempo per tutto, sottolinea, e chi gli ha chiesto dei suoi rapporti con il presidente Schifani ha risposto: il presidente della regione fa il suo lavoro come lo faccio io. È chiaro che ciascuno di noi vorrebbe che tutto andasse al massimo e quando si verifica qualche intoppo si crea disappunto. Detto ciò, ha continuato, io sto completando il mio lavoro per pubblicare tutti i bandi che sono di competenza di questi dipartimenti, perché a me piace lasciare le cose a posto, fatte per bene, per poter mettere il mio successore in condizioni di poter lavorare. Io ho trovato il deserto, questo ci tengo a dirlo, sottolinea. È una strada irta di complessità quella che abbiamo percorso, un settore nel quale eroghi servizi che non sono percepiti come essenziali e dovuti e per i quali, conclude, nessuno ti dirà mai grazie per quello che hai fatto.
I comuni siciliani hanno tempo fino alla fine di marzo per impegnare le somme ricevute dal fondo di progettazione della regione. Si tratta di risorse pari a 40 milioni di euro previste dalla finanziaria 2024 e distribuite agli enti locali per sostenere la progettazione di opere strategiche. Il finanziamento è stato distribuito tra i 391 comuni siciliani secondo criteri specifici, il 40% in parti uguali, il 60% in proporzione alla popolazione residente, con un tetto massimo di 200.000 euro per comune. Agrigento è in attesa del nuovo appalto per l'illuminazione. Nel frattempo tante strade restano al buio perché il contratto è scaduto. Eugenio Cairone. Il contratto con la società che gestisce l'illuminazione pubblica ad Agrigento è scaduto, ma non c'è ancora un nuovo appalto che dovrebbe arrivare, dicono, entro marzo. Siamo a giorno 21 e del nuovo contratto però non ci sono tracce. Così si va avanti nella totale emergenza, con le strade al buio ormai da diversi mesi. Un problema di ordine pubblico e di sicurezza per i cittadini che abitano in centro e in periferia. Dal comune fanno sapere che bisognerebbe sostituire i pali dell'illuminazione attualmente non funzionanti in quasi tutta la città, ma non si può intervenire con il contratto scaduto. Per farlo bisogna attendere quello nuovo. Ci si dimentica che il problema del buio si trascina da diverso tempo, quando forse qualcosa si poteva fare. Non resta allora che attendere qualche altro giorno, sperando che davvero entro la fine di questo mese si possa intervenire per porre fine ai disagi e finalmente superare l'assurda situazione. E sempre da Agrigento, Villa del Sole rimane nell'occhio del ciclone. Il movimento Mani Libere, rappresentato da Manlio Ottaviano, ha diramato una nota in cui ha chiesto con fermezza che gli organi competenti, tra cui la Procura della Repubblica, la Corte dei Conti e il Prefetto, intervengano tempestivamente per ripristinare lo stato di legalità, revocando le autorizzazioni rilasciate illegalmente e provvedendo, dice in una nota, all'annullamento in autotutela delle varianti urbanistiche approvate. Mani Libere chiede inoltre che i responsabili politici e amministrativi di questa vicenda rispondano pubblicamente, che il Consiglio Comunale agisca con responsabilità, revocando in autotutela le decisioni prese e chiedendo le immediate dimissioni di coloro che, secondo Mani Libere, hanno contribuito alla distruzione del bene culturale rappresentato da Villa del Sole. E Giuseppe Todaro, il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Porto Empedocle. Noi lo abbiamo sentito, per Porto Empedocle ha programmi, idee e progetti. Giuseppe Todaro è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Porto Empedocle. Quale sarà il suo obiettivo per portare avanti il partito nella città marinara? Ma l'obiettivo sarà quello di far crescere innanzitutto il partito, visto che la fase congressuale provinciale adesso sta quasi terminando. Su Porto Empedocle stiamo iniziando già un percorso, abbiamo già in mente una serie di iniziative che nel corso dei prossimi mesi verranno alla luce. Naturalmente analizzeremo bene il percorso politico di ciò che sta succedendo sul territorio empedoclino e attendiamo con fiducia il prossimo futuro. Ecco, con la giunta comunale, con il sindaco, che tipi di rapporti ci saranno? Ma noi ad oggi siamo presenti in giunta con un assessore, abbiamo anche un altro consigliere comunale, quindi un gruppo di 2 consiglieri comunali e un assessore in giunta. Naturalmente saremo sempre pronti ad assumerci ogni tipo di responsabilità che dovesse essere utile al territorio. Naturalmente in questo momento facciamo parte dell'amministrazione, ciò non significa che saremo comunque pronti e attenti a fare qualche iniziativa per il bene del territorio. Naturalmente siamo leali in questo momento a questa amministrazione, ma ciò non significa
che possiamo prendere decisioni più o meno. Ecco, le ambizioni di Fratelli d'Italia in vista di un futuro politico, mi riferisco alle elezioni che prossimamente si terranno un altro anno, quale sarà? No, le elezioni saranno nel 2027 a Porto Empedocle, quindi abbiamo tutto il tempo per poter costruire. Naturalmente il nostro è un partito di governo a livello nazionale, anche alla regione comunque siamo in maggioranza, quindi di conseguenza anche sui territori della provincia dobbiamo essere pronti anche ad assumerci responsabilità amministrative. Le problematiche empedocline sono tante, a partire dal porto. Si parla sempre di un rilancio, di una rivalutazione, però vediamo che effettivamente si fa ben poco. Ecco, per il resto uno dei punti della città è sempre quello della pulizia, che si potrebbe fare di più. Ma sicuramente sì, la pulizia dovrebbe essere, diciamo, molto di più in tutte le zone del paese, non solo comunque nella zona bassa o limitrofa al porto. Il porto comunque è un fulcro della città, non solo di Porto Empedocle, ma anche di tutta la provincia di Agrigento, perché Porto Empedocle è sempre stata strategica sotto questo punto di vista. Naturalmente un rilancio del Porto Empedoclino significa un rilancio della provincia di Agrigento. Noi saremo pronti a dialogare anche con l'autorità portuale, con l'amministrazione comunale, a intraprendere iniziative per il bene, per il rilancio del porto innanzitutto e di conseguenza per il bene di tutto il paese. Ecco, un'altra grave crisi è quella idrica. Molta gente ci telefona in redazione, specialmente in certe zone della città dove aspettano l'acqua per diversi giorni, insomma. Assolutamente, la crisi idrica ormai attanaglia tutta la provincia, tra cui anche il nostro territorio di Porto Empedocle. Certo, probabilmente la gestione degli ultimi anni non è stata, come dire, non è stata sicuramente buona, altrimenti non ci saremmo trovati a questi livelli e non possiamo tutto addurre le colpe alla mancata pioggia, anche perché lo scorso inverno diciamo che di pioggia non è mancata. Però detto questo, le reti idriche sono fatiscenti, come fatiscenti ad Agrigento sono fatiscenti anche a Porto Empedocle. È normale che chi gestisce in questo momento AICA il servizio idrico deve, secondo me, cambiare rotta, perché ciò significa, se la gente si lamenta ancora nel 2024, nel 2025 si lamenta per la mancanza d'acqua, vuol dire che non abbiamo fatto nessun passo indietro, e forse credo che bisogna fare delle critiche un po' a tutti. Ha preso il via al lungomare di Trapani il corteo per la 30ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata dall'associazione Libera. In testa al corteo c'è Don Luigi Ciotti insieme ai familiari delle vittime di mafia giunti da tutta Italia. L'iniziativa è promossa da Libera e Avviso Pubblico con il patrocinio di RAI, del Comune di Trapani e sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. La giornata dal 2017 è riconosciuta dallo Stato e vede una grande partecipazione di giovani, associazioni, gruppi, rappresentanti delle istituzioni, del sindacato, del mondo della scuola, della cultura e dello sport. E adesso qualche notizia di cronaca. Mi è caduto l'iPod nel suo balcone e devo assolutamente riprenderlo. Truffa a Sciacca perpetrata ai danni di un'anziana. La donna ha aperto la porta e ha permesso di entrare ad una giovane sedicente vicina di casa che le ha detto di dover prendere il suo iPod cadutole nel balcone della casa dell'anziana. Non c'era nessun iPod e quando la ragazza è andata via l'amara scoperta tutto a soqquadro e i gioielli di famiglia rubati. Indagini sono in corso. Ed anche a Porto Empedocle, obiettivo dei malviventi, è stata questa volta una disabile abitante in via dello Sport. Ignoti sono entrati all'interno della sua abitazione e hanno trafugato oltre 10.000 euro di denaro contante. Altre notizie di cronaca, Grandangolo le riferisce: la Nissan Qashqai, di proprietà di un 24enne di Porto Empedocle, elettricista, è stata danneggiata dalle fiamme. Il rogo è divampato in via Ragusa, lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. A Canicatigno i malviventi si sono intrufolati in un cantiere di una ditta che sta realizzando lavori nel centro storico della cittadina e hanno rubato del gasolio da uno dei mezzi.
E poi gli agenti della Polizia Locale di Agrigento hanno eseguito degli accertamenti sul corretto svolgimento della raccolta differenziata nella centralissima via Atenea. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Al termine dell'ispezione i vigili urbani hanno sanzionato 4 locali. Si tratta di una piadineria, un bar, un esercizio commerciale di generi alimentari, un altro che somministra bevande. Gli agenti sono arrivati a loro grazie ad alcuni scontrini trovati all'interno dei sacchi dell'immondizia. Nei confronti dei commercianti sono scattate multe per un importo di 130 euro, controlli che comunque proseguiranno nei prossimi giorni, soprattutto nelle giornate dedicate al conferimento del secco residuo. E adesso andiamo a Licata che si rifà il look, vediamo. Nuovi lavori pubblici in centro a Licata. Grazie a una sinergia che siamo riusciti a definire con AICA, inizieremo dei lavori di riqualificazione di alcune strade del centro storico, anche in prossimità del festeggiamento del nostro santo patrono a maggio, Sant'Angelo. Saranno interessate lavori di riqualificazione sia della rete idrica fognaria sia della pavimentazione, via San Francesco e tutta la zona che è intorno a Piano Bellinghieri. Questi lavori li possiamo realizzare perché in parte saranno a carico di AICA e in parte a carico del Comune di Licata. Sono lavori che saranno realizzati e coperti con fondi propri del Comune di Licata. Abbiamo attinto a quelle pochissime risorse che abbiamo perché riteniamo che fare questi lavori sia assolutamente indispensabile per la pubblica incolumità e per la sicurezza di tutti, in modo che i festeggiamenti di Sant'Angelo potranno essere celebrati in sicurezza. Cosa chiediamo ai nostri concittadini, ai commercianti della zona? Di avere l'attenzione nel modo in cui si approcceranno in questi luoghi, a queste strade, in modo particolare in via San Francesco per la presenza della scuola alla De Pasquali, in modo tale che i bambini possano andare regolarmente a scuola ma facendo attenzione ai lavori che saranno in corso. Quindi non utilizzare i veicoli per per transitare in via San Francesco perché non sarà consentito, e riorganizzare l'approccio a fare in modo che i bambini arrivino a scuola. C'è il grande parcheggio in Piazza Libia di fronte alla Marconi che è disponibile, dove facilmente si potrà parcheggiare e facendo una passeggiata di 5 minuti portare in sicurezza i bambini a scuola. Quindi chiediamo la collaborazione ai nostri concittadini perché alla fine sarà un beneficio per tutti. Memorabile serata ieri sera al Pala Forum Bellavia con l'esibizione dei Pink Floyd Legend che con Atom Earth Mother hanno chiuso in bellezza la stagione invernale dei concerti organizzata da Enzo ed Emerenziana Bellavia. Ancora uno straordinario successo di pubblico per una indubbia, originale offerta culturale e musicale, certamente di qualità. Si è conclusa la stagione invernale dei concerti al Palaforum Bellavia che grazie alla lungimirante capacità imprenditoriale del patron Enzo e la moglie emerenziana ha visto concretizzarsi un altro strepitoso successo annunciato, pubblico assiepato ovunque e in visibilio per il ritorno ad Agrigento dei Pink Floyd Legend con il concerto Atom Earth Mother, identificato su larga scala come l'album della mucca. Una serata ricca di musica nel corso della quale la band ha ripercorso i brani celebri del gruppo londinese a partire da The Dark Side of the Moon, Money, The Great Gig in the Sky, Wish You Were Here, The Wall, solo per citarne alcuni, per poi concludere nell'apoteosi finale di Atom Earth Mother. Suite complessa che ha segnato uno spartiacque per il sound del gruppo e con fedeltà assoluta all'originale riproposto dalla band in quello straordinario mix di suoni, rumori, note psichedeliche, classiche e rock che ha dato la misura delle abilità artistiche della cover.
accompagnata per l'occasione dal coro Magnificat di Giovanna Cavaleri, cimentatosi per la seconda volta nel difficile compito di riproporre la parte corale di grande complessità e nella quale sono stati inseriti anche lemmi senza significato, quella Tapatica Dudu Ciaccia che il compositore irlandese Ron Gisin immise dando ulteriore enfasi a questo complicato intreccio di suoni, rumori e sublime musica classica, che non a caso vide la partecipazione dell'ingegnere del suono Alan Parsons. Una serata da ricordare con un sapiente gioco di luci che ha riproposto le atmosfere e i colori del gruppo di Syd Barrett e Roger Waters e con un calorosissimo pubblico che ha applaudito senza soste la band, che ha annunciato di avere terminato lo studio del prossimo concerto che li vedrà esibirsi a Roma in prima battuta con la cover di The Wall. Insomma, una inimitabile leggenda che continua. Grazie davvero per essere di nuovo con noi. Noi siamo felicissimi di essere tornati, abbiamo fatto questo concerto meraviglioso nel 2022 qui alla Valle dei Templi. È un concerto che portiamo veramente nel cuore, un po' per la location che era magica, un po' per voi che ci avete dimostrato, ci dimostrate sempre un calore incredibile, ci fate sentire sempre come se fossimo a casa, quindi grazie di cuore a tutti quanti. Agrigento insolita è il titolo del libro di Gabriella Costantino, è stato presentato stamani a Casa San Filippo. Oggi è stato presentato a Casa San Filippo il libro Agrigento insolita di Gabriella Costantino con acquerelli di Maria Francesca Starrabba. Si tratta di passeggiate di Agrigento, del centro storico per lo più, ma anche la passeggiata ai tempi non poteva mancare, inserita in un percorso naturalistico che va dall'orto botanico anche ai giardini del Caos dove è sepolto Luigi Pirandello. Siamo arrivati a includere in questo percorso anche Camilleri, ricordare Camilleri con l'autore di Carlo V, e i percorsi ovviamente sono stati scelti in base appunto all'importanza che rivestono per la città di Agrigento, per la sua conoscenza, a chi non conosce Agrigento oltre la Valle dei Templi, quindi sono stati prediletti i percorsi storici, la via Duomo e la via Atenea con i loro monumenti, e poi il Rabat, il quartiere popolare, il quartiere vitale, il quartiere attenzionato anche dal patriziato urbano nel XIV secolo, nonostante si trovasse fuori le mura, con importanti committenze nelle chiese, ma soprattutto poi l'ultimo capitolo è dedicato ai santi di Agrigento, il santo patrono e il santo popolare, San Gerlando e San Calogero. Ho dato. Questo libro è già il quarto con questa composizione a cofanetto ed è teso proprio a scoprire la città, il suo territorio, le potenzialità che la città e il suo territorio riescono a esprimere. E c'è questo desiderio, questa ricerca a trovare la storia dei monumenti inseriti nel paesaggio naturale, devo dire mozzafiato, che fa riferimento proprio ai dintorni di Agrigento, dalla valle fino al mare. Quindi cogliere questi aspetti nelle passeggiate, percorrendo le diverse passeggiate, perché lo spirito del libro è proprio quello di accompagnare chi percorre questi itinerari proposti, suggerendo degli spunti interessanti e la storia dei luoghi. In particolare il disegno affidato all'acquerello, come si può vedere, le tavole mettono in evidenza questa disposizione a fisarmonica dei disegni, consentono proprio di narrare, di raccontare i luoghi, percorrendoli, osservandoli. La tecnica dell'acquerello consente di l'estemporaneità, perché io disegno sui luoghi, non a casa da fotografie o da fotografie fatte da altri, ma sperimento personalmente le passeggiate e
l'acquerello consente con un piccolo bagaglio di in maniera estemporanea e veloce tratteggiare i luoghi, che poi però in una seconda fase più meditata completo a casa nel mio studio, utilizzando in questo caso anche le fotografie che io faccio durante il percorso effettuato e quindi affinando le ombreggiature, la definizione e posizionando anche le scritte e le citazioni in questa seconda fase. Straordinario successo per il contest Vacanze ad €1 lanciato dal comune di Siculiana. Si è concluso con un grande successo il contest Vacanze a €1 sostenuto dal comune di Siculiana, realizzato in partenariato con Siculiana Turistica e gli operatori turistici del territorio. Alla mezzanotte del 15 marzo, come stabilito dal regolamento, si sono chiuse le candidature di un'iniziativa che ha catturato l'attenzione dei media nazionali e internazionali, superando ogni aspettativa in termini di messaggi, video e contatti. Il sito dedicato ha registrato oltre 50.000 visualizzazioni, con un numero di candidature superiore a 1.500 provenienti da ogni angolo del globo. L'interesse dall'estero, in particolare da Gran Bretagna, Portogallo e Argentina, ha quasi eguagliato quello dall'Italia, testimoniando l'appeal universale di Siculiana. La commissione, chiamata a valutare le numerose candidature, ha decretato 13 fortunati vincitori. Arriveranno a Siculiana venerdì 4 aprile e soggiorneranno fino a domenica 6. Ad attenderli ci sarà un ricco programma di appuntamenti. Il successo dell'iniziativa ha superato ogni previsione, afferma il sindaco Peppe Zambito. Grazie a un'attenzione mediatica straordinaria, questa idea vincente per la promozione del nostro territorio si è trasformata in un racconto emozionante di umanità. Nelle prime ore della mattina la Polizia di Stato e i Carabinieri di Sant'Agata Militello hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 individui, tutti residenti nel comune siciliano. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti hanno portato all'esecuzione della misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari. I provvedimenti adottati riguardano un giovane di 20 anni sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, accusato di reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, un uomo di 36 anni e una donna di 21 anni sottoposti all'obbligo di dimora. Le indagini condotte dal Commissariato di Polizia di Sant'Agata Militello e dalla Compagnia Carabinieri del Comune hanno permesso di riscontrare il coinvolgimento dei 3 soggetti in una serie di reati, tra cui furto, resistenza, danneggiamento e estorsione. Il giovane di 20 anni è gravemente indiziato di essere coinvolto in un furto aggravato di un ciclomotore avvenuto la notte del 30 novembre 2024 e di resistenza aggravata nei confronti degli agenti di polizia durante l'arresto del fratello il 24 dicembre 2024. Durante l'incidente il giovane aveva minacciato gli agenti e causato danni alla sede del commissariato. È anche accusato di incendio doloso avvenuto il 22 gennaio 2025. Il gruppo di 3 è anche accusato di estorsione commessa ai danni di un bar a Rocca di Caprileone tra il 23 e il 24 gennaio 2025. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato minacciato e aggredito insieme ad alcuni clienti. Le indagini si sono avvalse di video registrati dalle telecamere di sorveglianza che hanno contribuito in modo decisivo all'identificazione dei responsabili. Il GIP ha ritenuto che la condotta dei 3 soggetti rappresenti un pericolo concreto per la sicurezza, evidenziando la pericolosità sociale dei soggetti coinvolti e la possibilità che commettano ulteriori reati. Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari e si ribadisce il principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Spazio alla pubblicità, torniamo tra poco. Trapani in festa per il consueto Choco Wine Fest. Vediamo. Guardate un po', allarghiamo un po' questa telecamera, sono
in dolce compagnia straordinaria, anche direi professionale, perché queste due ragazze che vengono dall'Istituto Alberghiero Danilo Dolce, insomma, fanno parte di quello che possa essere il lato bello, il lato straordinario. E sapete, in onore di cronaca dobbiamo ricordare l'indirizzo alberghiero del Polo Scolastico Mattarella di Castellammare del Golfo ed Alcamo, che è presente qui in questa manifestazione. Devo dire sono quelle che salveranno il mondo, perché se è vero che la bellezza salverà il mondo, loro lo sono. Abbiamo voluto dare un bel segnale, un segnale di supporto, di sostegno a questo evento. È un momento importante in cui le aziende possono esporre, si creano relazioni commerciali importanti, si cresce, si rafforza il sistema della competitività della propria azienda e poi soprattutto è un modo per veicolare le tradizioni e la cultura di un posto, di un comune come Alcamo, un comune importante. Abbiamo anche la partecipazione dell'assessorato al turismo. Sono molto contento perché a terza sezione riuscire a coinvolgere gli assessorati regionali non è una cosa da poco. Stanno per fare sul campo l'esperienza di ciò che hanno appreso settimane e anni precedenti sui libri. Giusto, secondo me sì, appunto essendo le generazioni future dovremmo appunto apprendere, per me queste sono grandi esperienze che dovremmo fare un po' tutti. Siamo già abbastanza preparate, l'abbiamo fatto anche già l'altra volta e quindi sappiamo già come comportarci, come muoverci e quindi già sappiamo. Abbiamo voluto quindi sostenere questa iniziativa cercando di veicolare più persone possibili in questo territorio e cercando di, ripeto, far crescere il mondo produttivo siciliano. Il Comune di Alcamo è vero che ci è accaduto al primo giorno, però per alzare il livello ci vuole anche per forza l'aiuto della regione. Visto che noi siamo un'associazione turistica, le cantine fanno i loro percorsi enogastronomici, quindi fare conoscere Alcamo, il vino di Alcamo, porta turismo, perché poi il turismo viene qua, si fa il giretto nelle cantine, le degustazioni nelle cantine e quindi è un apporto economico molto importante. Devo complimentarmi con loro ma anche con tutto il comparto scolastico, perché portare delle persone che riescano con tanta facilità a gestire anche un evento del genere è qualcosa di estremamente carino. C'è un bel lavoro da fare perché tra show cooking, masterclass, poi mettiamo anche tutto il lato delle esibizioni di altro genere che però fanno parte anche di momenti di arte. Te l'aspettavi che potesse camminare questo binomio cioccolato e vino che poi funziona? Certo che funziona e sono dei prodotti su cui noi abbiamo investito anche delle risorse. Per cui questo binomio sono certo che andrà bene. Mi auguro che ci saranno anche delle belle giornate e quindi Alcamo possa diventare uno dei riferimenti di questo territorio, di questo comprensorio in questo periodo, diciamo in questa settimana che è una settimana importante. Chi la chiamava sagra, chi la chiamava in un altro... è una festa, la festa del vino e del cioccolato. Sì, questa è una festa, non è una sagretta perché abbiamo da subito dato un target, però il nostro interesse è che la gente venga qua ad Alcamo a divertirsi. Non dimentichiamo anche un momento che mi sta molto a cuore, stasera c'è uno spettacolo teatrale, domani sera scende in campo Archeocucina, insomma Archeocucina io... Il carico da 11. Non è il carico da 11, però a me spesso piace vincere facile. Archeocucina è una compagnia che ho creato nel 2002 e continua ancora oggi, insiste, questo è il quarto spettacolo che noi mettiamo su. Per vincere facile basta leggere i nomi: Salvo Piparo, Monia Rizzi, la compagnia Armonia Soave, addirittura una scuola d'arte ballo, a questi aggiungiamo i nostri narratori storici che hanno fatto Tre modi di vivere la Sicilia, Anton Mull che è il regista, che è quello che ha un po' messo i puntini sulle i, nel senso di dire attenzione, quello che dovete dire lo scrivo io. Chiudiamo dicendo che è un settore bellissimo quello che stiamo facendo, ringrazio comunque la scuola che comunque ci insegna questo campo di turismo, vi aspettiamo.
Il primario del reparto di cardiologia ed emodinamica del San Giovanni di Dio, Giuseppe Caramanno, presterà servizio alla guida del reparto ancora per un anno, seppur avendo maturato l'anzianità di servizio utile alla quiescenza. Caramanno, ricordiamo, si è particolarmente distinto per avere elevato a centro di eccellenza il reparto dallo stesso diretto. E adesso lo sport. Joaquín El Tucu Correo, il giocatore dell'Inter, attaccante argentino, in compagnia della moglie Chiara Casiraghi, ha scelto i luoghi iconici della provincia per trascorrere alcuni giorni di relax. La foto e la notizia è stata pubblicata da Grandangolo. Il campionato è fermo per la pausa delle nazionali, impegnati negli incontri internazionali tra qualificazioni e Nation League. Correa è stato ospite di Villa Tena e del Verdura Resort. E termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che la nostra informazione la potete vedere sulla 93 alle ore 15, alle 20 e alle 9 del mattino, sul 268 in tutta Italia, sul sito www.televideoagrigento.tv ovunque nel mondo e ancora su tutti i nostri canali social. Grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.